Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo nella rubrica delle riconciliazioni e questa sera abbiamo un'altra bella storia, bella ma anche triste, di un ragazzo palermitano che si è lasciato con la moglie, diciamo circa un 6 mesi fa, si chiama Dario ed è di Palermo. Praticamente la sua storia è molto triste perché lui la pensa, la vuole ancora, la ama e non sa come fare per riconquistarla. Si è rivolta a noi, Strano Amore Siciliano, e noi stiamo tentando appunto di fare la riconciliazione. Ma sentiamoci la storia direttamente da lui. Ciao Dario. Ciao, Allora, tu sei di Palermo? sì, Palermo Centro. Allora, raccontaci praticamente com'è che, intanto, quanto tempo è che conosci tua moglie, complessivamente? Allora, 10 anni dal 97, 2 anni di fidanzamento, e poi abbiamo deciso di non proprio di sposarci, ma di mettere al mondo un bambino, perché la nostra storia è stata bellissima. E appunto poi è nato il bambino, si chiama Stefano, e la storia andava a gonfie vele. Arrivato a maledetto 2006, dicembre 2006, lei se n'è andata di casa. La motivazione? Motivazioni non me ne ha date completamente. Cioè praticamente mentre che il vostro rapporto Sì. filava tutto liscio, Sì, andava lei praticamente benissimo. ti ha detto Sì, vedi che io non voglio... Sì, io pensavo la solita andata via di casa perché in sua famiglia c'è sempre, non dico problemi, ma stava Comunque, male la maggior qualcuno. parte dei problemi si sa sono sempre creati dai genitori, perché quelli mettono sempre lo zampino sulla Non dico porta, i genitori, ma le sorelle. le sorelle, la Stavolta famiglia praticamente. La famiglia. I giorni passavano, però noi ci vedevamo sempre, andavamo fuori a mangiare, magari lei in pausa pranzo mi chiamava, che fa, andiamo a mangiare. Lei è pure palermitana? Sì, lei è palermitana. Poi i giorni passavano e lei mi ha detto guarda, io mi voglio separare da te, ma io dentro di me ho detto come si vuole separare da me? Innanzitutto abbiamo 2 figli, non uno. Io questa cosa non l'ho vista benissimo, ci sono stati dei problemi, litigi e robe varie. Cioè tu praticamente quando lei ti ha detto che il vostro rapporto doveva finire, sei io giustamente sono stato contrario, giusto? Non è che sono rimasto contrario, diciamo che sono impazzito perché onestamente io la amo veramente, lei magari dice no, ma io ci vivo malissimo veramente, specialmente quando non vedo i bambini, che i bambini appena mi vedono mi fanno festa, la sera io penso e dico, cioè mi metto a letto e ho detto vorrei avere i bambini accanto, ma non posso averli perché ce l'ha lei. Fino a 2 giorni fa siamo usciti insieme, siamo andati a mangiare fuori, però poi alla fine... Subito dopo la cena, tutto Sì, normale, tranquillo. Sì, tutto tranquillo. Come se praticamente voi foste solamente amici. Sì. Mentre tu non vuoi questo, tu vuoi No, praticamente la voglio di nuovo lei, tua moglie. Io voglio mia moglie, non la voglio come amica. Cosa saresti pronto a fare per lei? Io la qualsiasi sono pronto a fare, veramente. Se lei ti non direbbe dico- di fare una qualsiasi cosa. La qualsiasi, certo, se mi dice ci dobbiamo separare... Cioè, separare no, proprio- però dico se tu per esempio per arrivare al tuo... Dice di buttarmi dalla finestra, io mi butto dalla Tu ti butti finestra. dalla finestra. Sì, per lei questo è alto. Veramente, ci vivo malissimo. Va bene Dario. Allora ascolta, io quello che ti posso fare è farti fare un videomessaggio e poi noi di Strano Amore Siciliano praticamente consegneremo questo messaggio, cercheremo almeno di consegnare questo videomessaggio a tua moglie e cercare insomma di farti riconciliare il rapporto, ok? Allora lì c'è la telecamera, quando te lo dirò io tu farai il tuo videomessaggio d'amore rivolto alla telecamera come se stessi parlando con tua moglie, dicendo praticamente tutto quello che senti per lei, come se lei fosse davanti a te, ok? Vai Dario.
Bene amici telespettatori, è giunto il momento di andare a consegnare il videomessaggio di Dario per la moglie Yolanda. Sto andando a Palermo, mi sto mettendo in viaggio e sto andando a trovare Yolanda appositamente al posto di lavoro per consegnarle il suo videomessaggio. Ok? Sarà un viaggio molto lungo, per cui mettetevi in viaggio con me e inizia l'avventura. Dai, venite con me.
al lavoro di Yolanda e non l'abbiamo trovata. Molto probabilmente sarà stato perché forse al lavoro non ci sarà andata, oppure magari, non lo so, ha smontato adesso, comunque non l'abbiamo trovata e adesso abbiamo intenzione di andarla a trovare a casa. Per cui, amici telespettatori, venite con me e vediamoci come va a finire, ok? Di nuovo all'avventura. Naturalmente prima mi prendo un bel caffè per riconciare. Yolanda? Salve Yolanda. Ciao. Non sono Yolanda. Sì, Yolanda sei. Non sono Yolanda. Yolanda. Allora, innanzitutto leva la telecamera. Eh? Leva la telecamera. No, non ti Io preoccupare. già ho vissuto male la prima esperienza. Quella con Mediaset? Quella con Mediaset. Non ti preoccupare, noi non per siamo favore Mediaset. cancelli tutto. Non ti preoccupare, non sta registrando. Allora, per favore allora abbassi. Sì, sì, no, la basta, la Ascolta, basta. abbassala. Io ho vissuto male un'esperienza, la vivono male anche i miei figli. Sì. È una cosa bruttissima quella che state facendo, perché comunque colpite non me, colpite bambini che non c'entrano, bambini che vivono male la cosa. Quindi Sì. già l'esperienza è brutta. Io non so la persona che vi ha contattato, è una persona instabile, una persona che farebbe la qualsiasi, ma non ripara gli errori fatti. Quindi per favore. Allora posso parlare? Sì. Io sono venuto qui Sì? per farti vedere un videomessaggio.
Sì, però io non voglio vedere niente di... Cioè io non voglio No, no, essere non è io nella non voglio telecamera. apparire. No, Cioè non ti preoccupare. è una questione... Di privacy, no, non ti no, di preoccupare. privacy di quei bambini che ne, Sì, ne sì, vengono... no, c'è problema. per favore, Non c'è fatemi problema. vedere Tu quelle la video. conosci la nostra rete? No. No, Noi non no. siamo Mediaset comunque. Perfetto, ma anche quella Mediaset che ha fatto tutto quello che ha fatto, Sì. c'è un avvocato in mezzo, tutte le cose in mezzo, cioè non si può giocare con le vite delle persone, con la mia, con quella dei miei figli, per una Certo. persona instabile che decide di punto in bianco di andarsi a rivolgere in televisione a fare chissà, a dichiarare chissà che. Certo. Io non voglio giusto. vedere nessun video perché so chi è la persona, Te lo puoi immaginare. me lo posso immaginare, quindi cioè, siccome già è chiuso, c'è un avvocato, c'è un divorzio, c'è tutto, magari ditelo, c'è un divorzio, basta, io non voglio apparire, Sì. ok? Perché Sì. mi guardi così. Magari te lo faccio vedere dopo che abbiamo No, fatto non, tutta questa strada. non mi interessa, Ah. non mi interessa. Solo per vederlo. Ma anche se può essere anche la cosa più commovente, più. Non ritorno indietro, non mi interessa. Va bene, ma noi non è che vogliamo che tu ritorni indietro, tu puoi benissimo decidere da te stessa. Cioè io ti devo solo parlare. Allora, posso essere certa che non verrà. Tranquilla, garantita. Tranquilla. No, Ok. ma non voglio vedere niente perché non mi interessa. Non. Vabbè, dopo che ho fatto tutta questa E strada. vabbè, gli dite che l'ho visto, che non me ne frega niente. Perché non me ne frega niente di questa persona. È una persona che ha fatto tutto quello che si poteva fare. Mi ha tolto i bambini, Ascolta, ha fatto tutto ne possiamo quello. parlare? Ne possiamo in parlare privato? qua. No, ne possiamo parlare qua pure davanti a lui perché non. Cioè, In non- privato nella macchina ne possiamo parlare? Ci abbiamo la macchina piccola piccola. Perché? Non ti preoccupare che non Che ne registriamo. so, che c'è qualche telecamera. No, qualche non ti cosa. preoccupare. Siete proprio inaffidabili. Sembra siamo 007. No, assolutamente no, non lo voglio fare. No. Nella macchinetta piccola, guarda dov'è la macchinetta lì. No, l'ho Guarda. vista la macchina, già l'avevo vista da lontano. Non la voglio fare, non la voglio. Perché? Guarda, hai visto, c'è mio figlio che mi saluta lì sopra, che ha paura. Hai paura di che? Per qualcosa che già i compagnetti l'hanno preso come spot, questa cosa di strano amore, lui che ha dichiarato cose che non erano vere. Quindi se io non sono andata Guarda, là, ti posso però se me assicurare ne va- che lui non ha dichiarato niente. Lui non ha detto niente. A me non ha inter- parlato male, Perfetto, non ha detto ma a me niente. non mi interessa vederlo. Come ve lo devo dire, può dire anche le parole più belle del mondo, a me non interessa, non cambia. È una persona inetta, è una persona che non ha valore. Ai miei occhi è la persona più scadente del mondo. Cioè, stai parlando tu di tuo marito. Non è mio marito. Tuo ex marito. Infatti, non sapete quello che ha fatto ora in questi giorni. E basta, cioè ci sono denunce, controdenunce, esposti, tutto quello che mi ha fatto, tutto il male che mi fa e mi continua a fare. Cioè- Io non so quando vi ha contattato, però Praticamente il problema, la sintesi è noi non è che sappiamo che cosa è successo e lui che cosa ha fatto. dite che non avete, cioè che avete Però visto la praticamente- persona che per privacy vi chiede cortesemente di non trasmettere nulla, anche il suo messaggio di non Sì. trasmettere nulla, non è giusto nei confronti dei miei figli, nei confronti miei che non voglio comunque apparire, Sì. ok? Il problema. Posso domandarti Io una capisco cosa? che è il vostro lavoro. e Posso magari- domandarti sì, una cosa? Ma se tu praticamente non vuoi completamente Sì, avere a che fare con lui, sì. perché ci esci? Io non ci esco con questa persona. Cioè tu non ci esci? No. A cena, non ci sei andata a cena? No. Completamente? Ogni tanto Non ti è vedi con capitato. lui? Io ieri l'altro Non siete ieri- usciti insieme? Mai. Mai? Ogni tanto è capitato quando siamo andati a mare assieme, c'era pure lui, che faccio? Non ci vado. Cioè fino a sabato passato praticamente non eravate insieme? A mangiare fuori? Sabato passato? Sì, sabato No. la settimana passata. No. Non siete mai stati No. insieme ultimamente praticamente a mangiare insieme? No. Ma chi me Completamente? l'ha detta questa cosa? Ci sono le telecamere che mi hanno spiato che serve No, con no, lui? no, ti sto domandando io. No, io Siccome pe- lui io- mi ha detto io che con te ricordo. praticamente c'ha un rapporto amichevole, un rapporto. Un rapporto amichevole l'ho voluto all'inizio perché Sì. questi bambini comunque avevano un padre e una madre, non era giusto che questi bambini vivessero in un ambiente di padre e madre. Lui ha usato i bambini per farmi del male, lui per me è una persona chiusa, ora c'è stata la riunione dei genitori, eravamo lì presenti tutti e due, ma questo non vuol dire che io sto andando avanti con le pratiche di divorzio, non ce la Cioè voglio noi dire. questi praticamente non lo sapevamo, noi sapevamo che il vostro No, rapporto assolutamente praticamente no, si poteva anzi, lo aggiustare potete anche perché dire che lei ha dichiarato che non vuole apparire, non ha voluto vedere il messaggio e non c'è speranza di ritorno, assolutamente. Cioè tutto quello che mi ha buttato di sopra, io che ho un lavoro, un'immagine da rispettare, tutto questo per colpa di dichiarando il falso, dichiarando quello che non è. possiamo parlare? Che stiamo facendo? Che cosa stiamo t'ha facendo? fatto? Che cosa t'ha fatto?
mi ha fatto tanto, io ci sono delle denunce, l'ultima cosa, la cosa più grave, che mi ha levato pure i figli. Ti ha levato i figli? Mi ha levato i figli che Ma sono come ha potuto fare? Ha levato perché non c'è una separazione legale, un giudice che ha stabilito ancora gli orari di visita e quindi lui è venuto un bel giorno, mi prende i bambini, non ti faccio vedere più, minacce contro minacce, tutte queste cose. Poi sono riuscita finalmente a recuperare, a farli avere a casa, per adesso è un periodo che lui si è calmato un po', però lui non può farmi male usando i bambini, lui fa sempre questo, per me è una persona che posso non domandarti vale. il motivo praticamente perché vi siete lasciati? Ci siamo lasciati perché lui non lavora, non collabora con la famiglia, non ha mai, anche quando ha lavorato non ha mai contribuito con tutto quello che Anche ci finanziariamente? vuole. Con le Sì, spese tutto. parliamo? Ma economicamente non c'è mai stato, come padre, è sempre stato un padre non educativo. Il bambino gli raccontava: papà, sai, il mio compagno mi ha dato un calcio, e lui, perché io non gliene davo un altro tu, oppure la maestra mi ha fatto questo, perché non gli tiravo un libro. Non è mai stato educativo, questi sono esempi così. E al lavoro mi ha portato proprio all'ultimo stadio. Non lo sapevamo. Sia al lavoro, sia in famiglia, in tutto. In tutti, cioè lui si è sempre comportato male, non è mai stato un uomo. Sempre avere Anche problemi, ultimamente quando vi siete lasciati? Cioè voi le avete sempre chiarite queste cose con lui? Sempre che mi chiede soldi, non solo non con la... Cioè ti chiede soldi a te Sì. praticamente? Quindi è una persona per me da non considerare, anche se lui ora usa tutte queste tattiche, mi dice io ora me ne vado pure da Maria De Filippi, non so, c'è posta per te, tutte queste cose, sempre per mettermi tipo tutto questo di fronte Cattiva a tu. luce. In cattiva luce, dichiara quello che vuole dichiarare, ma a me non interessa, io non voglio apparire, fatelo per quei bambini, non so che è il vostro lavoro, basta. E dimmi una cosa, ultimamente lui, praticamente con lui ci hai parlato? Io ho sempre parlato con lui, ho cercato sempre in tutto questo, perché poi passa dalle minacce, da questo alla pietà, ti prego, perdono, però non ha... Avete fatto un tentativo praticamente da dicembre, perché voi che siete lasciati da dicembre? Allora, le spiego un po' la situazione Sì. dall'inizio. Io ho avuto il primo bambino, a 3 anni io l'ho lasciato, quando il bambino aveva 3 anni. Allora non è una cosa praticamente che è No, da ora, no. continua da tempo. Continua da tempo, quindi a 3 anni l'ho lasciato, poi gli ho dato un'altra possibilità, è nata l'altra bambina Giorgia, e poi tipo lui è sempre stato quello che è. Poi ha trovato un lavoro stabile, ma comunque non era cambiata la situazione, perché comunque non mi aiutava, aveva sempre la testa alla macchina, il motore, mi dovevo fare il viaggio, mi dovevo fare quello, quindi alla fine stare con lui o che lavorava o che non lavorava per me non cambiava nulla, e quindi alla fine ho deciso che poi mi chiedeva sempre soldi, non collaborava e mi chiedeva sempre tutte queste cose, quindi ho tagliato. Può fare tutto quello che vuole, per me è finita. C'è un avvocato, c'è una spero che sia arrivata già la sentenza. Alzava le mani pure? No, questo no. Cioè c'erano delle liti, ma non normali come fanno. Però ci per sono quanto le riguarda il resto delle cose? cioè, non è stato un padre, non è stato un marito, non è stata una persona inetta, una persona che non ha mai. Una volta mio padre gli ha parlato, ma come mai tu con i bambini non sei mai stato? A me non me l'ha insegnato nessuno, io non ho avuto genitori. Cioè una persona che ti risponde così, tu metti al mondo 2 figli e lasci che vivono così. No, mi dispiace. E lui collabora ultimamente con le spese? Assolutamente no, assolutamente non ti no. dà una lira No, praticamente? assolutamente no. Mi chiede, ultimamente mi ha chiesto 700 euro. Lavora lui? Lui lavora, sì, ma non... Lavoricchia praticamente? Sì, ma non mi dà mai... Ma anche è stato pure alle poste, ha fatto lavori che guadagnava 1800 euro al mese, ma non ha mai aiutato. Anzi, le dirò di più, che io ho un altro tipo di contratto, mi ha tolto pure gli assegni familiari per averli lui e non li spendeva sui bambini. Per lui avere i bambini significa oggi gli compro un paio di scarpe, così, tanto perché mi... Ma questo non ha mai collaborato in altro. Cioè, grave se parli con lui ti dice, ma io gli ho comprato il giubbotto, ma io gli ho quello comprato che mi stai una dicendo è vita. grave. E appunto, quindi è inutile che mi dite Di fare la messaggio. riconciliazione? Assolutamente no. Per me non esiste. Cioè mettiamo il caso se lui, esatto, una volta che magari c'è messa la televisione nel mezzo, ti promettesse... Assolutamente no, perché comunque mi prometti ancora tu non mi hai dato neanche, cioè fino a ultimamente, quando mi serve una cosa io pago e mi fa Mettiamo la il cosa. caso che lui, esatto, se noi potremmo parlare la cosa di Sì, fronte e lui io, te e promette lui. ma io non ci credo più. Sì, Ma e per mettiamo me il è caso finita, tu. ma io non lo amo più, non posso Non stare lo con ami. no, assolutamente no. Cioè Per dopo me è tutto una quello che persona- ti ha fatto praticamente... No, non c'è più il sentimento, non c'è niente. Neanche se lui ti promette
promette? Assolutamente sono promesse al vento, non le mantiene. Io ho detto pure Dario, cerca di fare tutto quello che non hai fatto finora, ancora non ha fatto niente. Io me ne sono andata da settembre a ora, non è cambiato niente, anzi è peggiorata la cosa. Ultimamente le posso fare leggere messaggi, mi dai 700 euro, mi servono queste cose. Ho fatto diverse denunce, controdenunce per tutto quello che mi ha fatto, basta. Ok? Grave la cosa. Bravissimo, È incredibile. troppo grave. Cioè noi Invece lui tipo, non ci... basta tutto quello che... Noi praticamente non ci immaginavamo completamente. Questa cosa, lo so, perché lui magari appare un bel ragazzo, appare un ragazzo. No, tipo... assolutamente, noi non è che lo conosciamo bene, attenzione. Lo so, perché è dichiara stato quello proprio che dichiara, però non è come dice. non Anche al c'è lavoro, magari anche al lavoro, tutte le cose che mi ha procurato, tutti i fastidi, e vabbè che il mio lavori alla SNAI. Sì. Lo sappiamo. Mi diceva, vediamo un mio collega, tu gli hai dato un passaggio, io sono geloso di qua, di là, tutte queste cose. Una volta mi ha visto con un cliente e l'ha aggredito dicendogli chissà che. Questa del cliente lo so, però non mi ha detto che l'ha aggredito. Che cosa ha detto? Niente, ha detto dice che ti ha visto con un cliente, vi siete messi a discutere, cose. Sì, mi ha visto con un cliente, il cliente mi dava la giocata e lui mi diceva. No, non ti preoccupare. Perché io vedo che No, mi è ha proprio, poi- sai che cos'è? È l'abitudine praticamente di tenerla in mano sempre così. niente. No, perché lo vedi, lui non è che sta inquadrando. Però veramente fatevi la cortesia, io mi fido di voi, non. No, non ti preoccupare. Anche Però io non credo che- fare cose per forza. Poi, ascolta, no, ma anche però perché almeno ce lo fai in vi piacere. dirò un'altra cosa, il mio figlio quando ha visto la cosa di Strano Amore, i compagni, tuo padre di qua, di là, ho dovuto fare tutto un discorso, dai, c'è andato per amore, non c'è andato magari al telegiornale, sai, Ma ci si davvero vede. che a Strano Amore non l'hai fatto entrare? No, Non l'hai fatto entrare? Ti hai fatto stare fuori? sì. Completamente. Perché? Perché poi pensavo, chi non mi conosce Sì. e vede lui che parla di una Yolanda, non Sai avrebbe, che cosa non si avrebbe immagina? legato, chi non lo Ma conosce. però a Mediaset non gliel'hai detto tutti questi motivi? Io non sono riuscita a comunicare con loro. Perché? Perché con Alessia Mancini non sono riuscita, cioè non potevo. Però cioè- potrebbe anche essere una cosa buona se io ti farei accomodare. No, perché poi io sarei sputtanata tutta la mia vita, Perché? sarebbe sputtanata in tutto Sputtanata per che no, cosa? perché dire tutto quello che lui mi ha fatto in tutti questi anni, Anzi, 10 anni che sta. ti daresti No, ragione. No, non voglio farlo. Non glielo No, vuoi lo fare lascio una in cosa di questo- questa? No, io voglio fare tutte cose legali, con l'avvocato, liberarmi di lui e basta. Me lo fai un piacere, l'ultimo? Scusa. Non mi dire di vedere il video perché ti uccido. 5 minuti dura. No, assolutamente Tanto per, no, assolutamente tanto per no. vedere la faccia per come lo dice. No, è ridicola, è una persona che non c'è mai che tenga, non mi interessa. Cioè praticamente neanche se lui ti facesse promesse Ma davanti a no, noi. perché ha una vita che Ha mi fa una vita che ti fa promesse. promesse. No, è tutto quello che lui mi ha minacciato, me ne vado a c'è posta per te, ti faccio vedere io. Tutti devono sapere che ti amo, tutti devono sapere tutta questa storia. Tu, anche se non ti presenti, non mi interessa, però per rendermi ridicolo di fronte a tutti. Praticamente è un amore possessivo quello che c'è lui. Ossessivo. Possessivo e ossessivo. È ossessivo, non lo chiamo possessivo, e per me non è amore, per me è fissazione, cioè non mi può vedere accanto a una persona, io parlo con lui pensa già che sia un amante, è sicuro non c'è nessuno, magari dici sei innamorata di... No, non c'è nessuno, però lui Noi è- possiamo fare una cosa se per te va bene. Adesso lo chiamiamo. Assolutamente no. No, davanti a te. Poi quando ce ne andiamo. Ora Lo quando ve ne andate, chiamiamo. lo chiamate? E praticamente cerco di convincerlo a cambiare. Se lui... Non cambia, Non è una cambia. persona instabile, Sì, è una vabbè. persona che non ha... Siamo d'accordo, ma se lui idee. per caso, esatto, cambierebbe, tu te lo riprenderesti? No. Neanche. Perché non lo amo, ma perché non lo ama e comunque vi assicuro che non Cioè cambierà lui mai. praticamente Lui non cambierà mai. dovrebbe riconquistarti di nuovo, giusto? Sì, ma io al momento vi dico che io, cioè, se ci fosse un'altra persona già direi non c'è nessuno, quindi non, ma io non provo più niente per questa persona. Cioè anche se mi promette che, anche se lui facesse tutto quello che io dico, io so che fra un mese, 2 mesi lui ritorna quello che è. Io gliel'ho data la prima possibilità quando aveva Stefano 3 anni. Poi dai, ridagli una possibilità, siamo stati lasciati in 3 mesi, poi gliel'ho ridata ed è punto da capo. Cioè non bastano 10 minuti di conversazione per capire chi è. Incredibile. È una persona che non... Ma basta, la possibilità gliel'ho data, ha svegliato di nuovo, basta.
E ora Ho due praticamente figli, è lavoro finito. solo io, Allora li praticamente il mantengo solo rapporto, io. il rapporto praticamente è finito totalmente da dicembre. E da dicembre, settembre mi sembra. Da settembre io me ne sono andata da casa, sono andata da mia madre, ma lui non, cioè, vedeva i bambini, se ne andava, a volte mi accompagnava al lavoro, c'era un rapporto molto amichevole. Poi lui ha dichiarato dell'altro, ha detto a mio padre, ah sai, io con lei mi vedo sempre, facciamo tutto di qua e di là. E tipo allora ho evitato anche il passaggio, tutte queste cose, perché comunque inventava, tipo che io stavo con lui comunque, da fuori, basta. Mi dispiace. A me no. No, mi dispiace questa situazione per te. No, a me no, perché comunque io sono per uscire in questa situazione. Lui se incontrerà un'altra ragazza, mi dispiace per quella che incontrava, perché comunque penso che non cambierà mai, penso che non metterà mai la testa a posto. Che è stabile, io la reputo una persona stabile. Non la reputo una persona normale, una persona che mi ha fatto troppo male, ha toccato tutti i punti, al lavoro, in famiglia, proprio provo vergogna per questa persona quando mi sta accanto. Addirittura. Sì, mi dispiace. Vabbè. Sto Scusa un po'. Yolanda. Che posso dire? Ma niente, ma dichiarate che mi avete voluto. Cioè, io non la manderei Intanto a in lui lo onda. dobbiamo chiamare per dargli la Ma risposta. non potete non mandare in onda nemmeno lui. Questo lo posso chiedere per i diritti della privacy, che lui. O quantomeno che lui cambi nome. Cambi nome? Sì, perché usare il mio nome? La gente che mi conosce. Cioè, c'è una legge che mi tutela. Sì, però cioè, noi praticamente il tuo nome diciamo solo il nome, non diciamo il cognome. Perfetto, ma chi mi conosce e tutto quello che lui dichiara in televisione, magari crede che sia vero. Non dichiara niente. Lui Cosa non dice? Non ha dichiarato niente. Solo che mi ama. Ha queste detto cose. solo che ti ama e che ti vuole Comunque Ti vi vuole a assicuro tutti i che lui costi. il suo non è nemmeno garantito, amore, il mio non non è ha detto amore. niente. Anche perché noi praticamente non gli diamo la possibilità di parlare Di parlare male. di altro. Esatto, di parlare male della seconda Vabbè. persona. Lui può dire solamente che Dite ti solo ama. allora che io non ho voluto neppure vedere il messaggio, perché comunque per me è una storia chiusa, che c'è un avvocato, che c'è un divorzio e c'è tutto il resto. La separazione legale e tutto il resto. Basta. E a lui praticamente che risposta dobbiamo dare? Che per me è finita, avrei fatto una vita. Mi Neanche- presentate una ragazza all'intrasmissione, vedete voi, che io non ho che fare. Neanche praticamente se lui facesse di tutto No, per anche se cambiare lui promette, completamente. per me è finito il sentimento, quando non c'è più quello non c'è nulla. In passato magari Finisce gliel'ho la data fiducia, perché finisce il sì, è sentimento. finito tutto. Non c'è una seconda persona, vero? No? No, assolutamente no, ve lo direi, anche se non lo dite in trasmissione, no, Certo. non c'è. Alle volte le persone che non hanno magari il coraggio di parlarti, hanno bisogno magari No, di ma un io glielo aiuto. avevo detto che non mi interessa, cioè che questa cosa proprio di Stranamore avrebbe rotto tutto, infatti ha rotto tutto. Stranamore per me è stata la fine, Quella di Mediaset. quella di Mediaset. Spero noi no. Ma io spero di non, che voi avere la fiducia di non avere nessuna immagine, No, anche no, se. completamente. Vero? Tranquilla. Va bene Yolanda, Va bene. ti posso augurare in bocca al lupo, non lo so. Amici telespettatori, sono brutte queste situazioni perché purtroppo mi sembra di viverle io. Cioè io talmente sono così immedesimato a consegnare videomessaggi che praticamente i guai me li sento dentro. Comunque abbiamo cercato di consegnare il videomessaggio qui a Yolanda, ma purtroppo Yolanda non ha voluto essere ripresa anche lei per i suoi ovvi motivi e ci ha detto, amici telespettatori, i motivi, cose turche. Adesso dobbiamo solo rintracciare lui, Dario, e dargli naturalmente la risposta. Telefoniamo a Dario e lo rintracciamo e vediamo cosa succede. Ok? Venite con me, dai. Allora Dario, devo darti una brutta notizia, Come al ma io solito. penso che te l'aspettavi. Mhm. Non ha neanche voluto vedere il videomessaggio, cioè è una cosa allucinante, proprio arrabbiatissimo al massimo. Noi difatti ci abbiamo tentato, Mhm. ho insistito, però poi giustamente mi dovevo limitare, capisci? Per cui, cioè, ma la cosa che ho notato è proprio arrabbiatissima con te in una È maniera, arrabbiata, cioè, non non lo pensavo che era così arrabbiata, come mai? Non lo so, non me lo so spiegare nemmeno io. Però dico, raramente mi chiama, usciamo,
due giorni fa siamo andati a mangiare al ristorante. E poi io anche le ho detto anche questo, cioè se tu ci esci con lui, cioè lo frequenti, come mai poi non... Dice no, dice io non ci esco con lui, io Sì. praticamente cerco di evitarlo Non è vero. a tutti i costi. Cioè mi ha detto delle cose completamente differenti da quelle che mi avevi detto tu. Lo Cioè, so, io ho i praticamente- testimoni che dove andiamo a mangiare, volendo non è che ci vedono, non è che io scompaio. e Perché quindi io magari non mi pensavo, io vedono. gli ho detto praticamente siccome tu sei in buoni rapporti infatti. con tuo marito, cioè perché non ritornarci insieme e diciamo cercare di riformare la famiglia. E insomma mi ha detto, proprio era arrabbiatissimo, proprio in una maniera totale. Ha parlato anche di avvocati, ha parlato Sì, insomma sì. di... Cioè, allora Denunce, sì, sì. la cosa è seria. Sì, sì, la cosa è seria, non è che... Le ho detto anche se lui per caso magari cambierebbe, si metterebbe la testa a posto, cose. Dice no, non ci credo, non ho più fiducia in lui. Ci ha detto questo. Beh, Cioè Sì. tu praticamente la cosa non è che è da ora. Allora, no, da parecchio. dicembre. Da dicembre. Da dicembre dicembre. 2006. E prima da dicembre? No, eravamo in buoni rapporti. Cioè lei praticamente... Fino a marzo facevamo quello che facevamo da marito e moglie, fino a marzo. Fino a marzo di quest'anno. Sì, fino a marzo 2007. Dopodiché si andò avvocato, denunce, fesserie, che per me non me ne frega niente, non mi tange. Comunque a noi ci ha detto che praticamente i suoi sentimenti sono cambiati. Non è vero. Mi ha detto questo, che praticamente sono cambiati perché tu ti sei comportato male, dice hai tentato di levarci figli, ha detto. Sì. Sì, vero. E perché lo hai fatto? Perché l'ho visto con un altro. Io e lei l'ho vista con un altro e da quel momento in poi ho detto perché se lo deve godere un altro, i miei figli, e me li sono presi. Lei ha chiamato polizia, anzi era in difetto lei, perché ha lasciato i bambini soli a casa, soli, con una persona invalida che è pure anziana e se n'è andata a mangiare fuori la pizza. E ha lasciato i bambini, da quel momento in poi mi sono presi i bambini e me li sono portati. Ma tu a lei la ami? Io la amo, io farei la qualsiasi, veramente. E allora se tu faresti la qualsiasi, tu se vuoi ascoltare un consiglio di Alberto, tu la prima cosa che devi fare è cambiare nei suoi confronti atteggiamento. Come mi devo comportare? Che devo Cioè, fare? Mi butto alla montagna? No, no, là sopra e mi butto. però dovresti cambiare, cioè comportarti in maniera differente, cioè vedere quello che praticamente va cercando lei che cosa va cercando lei? Che cosa L'ho che- fatto, quello che ha cercato lei, ma lei non mi dà risultati, non mi dà niente. Non mi dà... cioè, a che piglia l'autobus, a che mi chiama e mi dice sai sono a piedi, piove, non passano autobus, mi dai un passaggio. E poi magari vuole stare lontana da me. E quindi non... Io che posso dire? Io l'ho vista sinceramente Noi fino molto a 2 arrabbiata. giorni fa siamo andati a mangiare fuori. Siamo andati a Insieme. mangiare a Mondello, fuori, insieme. Anche a pranzo. Anche quando era il 25, l'altro ieri, no? Prima lei è andata a mare, poi mi ha chiamato e dice noi siamo a mare. E ci sono andato. Ho fatto pure, mi sono preso il bagno, mi sono fatto la tintarella, la prima tintarella, e poi siamo andati a mangiare a Mondello con i bambini. Siamo rimasti assieme tutto il pomeriggio. Certo. Non lo riesco a capire. Dario, che posso dirti? Io più insomma di consigliarti appunto di... Ma io vado avanti, non mi fermo. La mia famiglia è lei e i miei figli. Tu se la vuoi riconquistare però secondo me devi cambiare tattica. Cioè anziché con le dure, vacci praticamente con la gentilezza, vacci con... Ma io sempre ci vado con la gentilezza, però poi se mi deve fare diventare pazzo, cioè la incontro per strada e mi dice no, è un cliente, perché lei appunto lavora all'agenzia scommesse, mi deve prendere in giro, no. Non ci vedo più veramente, non so più che strada prendere. Dario, quando avrai bisogno di noi Vabbè. per una seconda... Vabbè. Fino a che io non ti dico che magari di presentarti nei cuori solitari perché capisco che per ora nel tuo cervello c'è tua moglie. No, c'è lei. E quindi speriamo non insomma voglio che... nessuno, non voglio. Ho avuto possibilità fra colleghe, amiche che magari mi volevano confortare. Niente.
Per il momento nel tuo cervello c'è solo lei. C'ho solo lei, completamente. E nonostante lei ti dica che non ti vuole, tu non ti arrendi Sì, mai. non mi arrendo completamente. Io amo lei. Fino a oggi pomeriggio siamo andati alla riunione, lei poi si doveva comprare un costume e io ho fatto compagnia. Va bene, dai. Che posso dire? Un in bocca al lupo. Grazie. Speriamo magari che le cose in seguito cambieranno. Speriamo, Comunque io veramente. ti posso dire sinceramente che nonostante che io l'abbia vista molto arrabbiata, io penso che se tu cambierai nei suoi confronti in maniera positiva, tipo, che posso dire, diciamo in una persona che lei vorrebbe vedere, che tu fossi, io penso che la riconquisterai di nuovo. Ok? Va benissimo, di nuovo, Ciao, grazie. Dario. In bocca al lupo, grazie. Amici telespettatori, purtroppo questa riconciliazione, anche questa non è finita bene, ma comunque noi siamo sempre qui, a disposizione della gente. Per cui, amici telespettatori, andiamo avanti e andiamo a vederci le prossime rubriche. Dai, venite con Alberto.